Si può assistere impotenti al progressivo crollo della propria casa per cause indipendenti dalle proprie responsabilità, imprigionati in un groviglio di rimandi di competenze nelle quali faticherebbe a destreggiarsi anche il più consumato esperto di burocrazia? Via Praello fa parte di un grazioso quartiere residenziale di Marcon, ma qui i problemi, e anche grossi, non sono in superficie. Sotto i nostri piedi c'è una conduttura di una rete fognaria pubblica, precisamente tra il comune di Marcon, che è qui, e io adesso vi saluto dal comune di Venezia, perché siamo su due comuni. Però questa cosa è stata già dichiarata tramite un tribunale, che la conduttura è strettamente di uso pubblico, servizi igienico-sanitari pubblici, in gestione al comune di Marcon. Qui sta crollando tutto. Qui sta crollando tutto, come potete vedere, anche qui sotto è la conduttura di cui stiamo parlando. C'è stata fatta una video ispezione dove si indica benissimo che la conduttura è tutta crepata e dove ci sono i condotti che si allacciano uno all'altro, ci sono dei dilavamenti in cui stanno andando le fondamenta di casa mia. Il consulente tecnico d'ufficio, un perito nominato dal tribunale, ha stabilito che la competenza è del comune di Marcon, con il quale peraltro Cristina è in causa. Una consulenza non gratuita. Per pagarla Cristina ha venduto macchina e cucina. Io pago le tasse, pago le fognature, sto pagando una fognatura che non viene gestita, che non è mai stata controllata, e chiedo che venga ripristinata questa fognatura pubblica dove ci sono tutte queste case che la usufruiscono e di poter vivere serenamente nella casa che ho acquistato.